nel 1963 e finiti nel 1983. In quel periodo di tempo stavano portando l'acqua alle condotte nelle case. Quando nell'83 sono andati ad invasare il lago, si sono accorti di aver fatto un errore oppure hanno sottovalutato la popolazione. Questo è un ragionamento. Per quale motivo? Perché noi, se superiamo questo livello di massima piena, andiamo ad inondare la sorgente di Suvolovo, che è la sorgente che prendiamo l'acqua per Dorgali, Oliena e Calagonone, acqua potabile, acqua limpidissima, che poi dopo la vedrete, chi non l'ha mai vista è un posto molto particolare, molto affascinante, perché da un buco sottoterra fuoriesce migliaia di metri cubi d'acqua. Stiamo parlando di 500 litri d'acqua al secondo. E l'acqua che arriva a Dorgali? L'acqua che arriva a casa tua a Dorgali quando apri il rubinetto è l'acqua della sorgente di Suvolovo. Quindi se noi andavamo a riempire questa diga al massimo... La cuciniamo, ma c'è stato un periodo che non si poteva bere perché aveva piovuto ed era tu devi capire che quando piove supera questo livello, l'acqua non diventa più potabile. Questo è il ragionamento che ti dicevo prima. Sì. Capito? Se noi superiamo i livelli, ciao. Infatti c'è stato un periodo che noi non la potevate usare perché comunque non era potabile, ma più che altro perché oggi le normative prevedono che tu rimani sotto i limiti standard. Una volta si beveva dalla pozzanghera per terra e non moriva nessuno, oggi moriamo e non capiamo il perché. Non abbiamo più gli anticorpi. Quindi ci sono dei momenti strani che un po' fanno sorridere, anche se non è bello. Il ragionamento qual è? 103 metri dal livello del mare, quindi a valle c'è tutta la baronia, quindi il 90% di quest'acqua viene utilizzata per irrigazione. Immaginati tutto Roseri, Goli, ma anche dove siete voi. Quelle condotte, quei lavori che ci sono, stanno portando l'acqua per irrigare tutti i campi alpini. Quindi vorrebbero utilizzare quest'acqua per irrigare una buona parte di tutta la baronia, perché quasi tutta viene irrigata, però un 5% viene utilizzato per acqua potabile, quindi Galtellì depura quest'acqua e la utilizza come acqua potabile, e poi un altro 5% che poi viene utilizzato quando piove tanto, si fa energia elettrica, quindi una piccola turbina elettrica gestita dall'Enel e fanno energia elettrica, anche se effettivamente energia gratis non ne abbiamo ancora visto, però sono le solite cose. Quindi cosa succede? Questa piattaforma qui è una piattaforma di controllo dell'altezza del lago e dell'inquinamento, quindi vedete un piccolo pannellino fotovoltaico, riescono a dare dei dati via email e dà le misurazioni in tempo reale, nel senso che c'è una sonda che scende giù e risale e misura l'altezza. È monitorato tutti i giorni. E anche l'acqua viene monitorata dall'ARPA, dall'ente regionale, che gestisce comunque l'inquinamento delle acque, e comunque in questo periodo tutto sommato siamo sotto la norma. Il ragionamento è che più andremo in avanti, meno acqua ci sarà e poi diventerà sempre più stagnante, quindi immaginatevi una piscina senza clorata. La carica batterica sale, non è un inquinamento, capito? Noi a livello locale e barbaricino pensiamo che il lago sia acido muriatico, ma non è così. Noi abbiamo un inquinamento naturale, come quando prima c'erano le pozze d'acqua e si abbeveravano i bestiami d'acqua. Allora oggi non si può più fare perché il piano per il benessere animale ti prevede di non utilizzare le acque ferme, capito? Quindi non puoi più dare acqua nei bacini così naturali, solo dove ci sono delle acque che scorrono. Oggi faremo 14 km di navigazione, prenderemo 2 insenature, quindi prima fiume Cedrino, poi ci sposteremo verso Rio Frumeneddu, quindi verso il Canyon di Gorropo, e poi riprenderemo il fiume Cedrino, arriveremo fino a Suvolovo. Faremo delle tappe, come una è questa, perché vi crea un po' la spiegazione dello sbarramento, di quello che c'è, di quello che veniva usato.